Ciao ragazzi, oggi inizio la mia storia ricordandovi che se c'è la goccia è gin, veneto però. Guardate questo posto, sembra un negozio di piccole preziosità antiche, un antiquario. In realtà è l'anticamera della Robbie Martin, distilleria di gin. Solo che non siamo in Inghilterra come il nome potrebbe lasciar presagire. No, siamo a Casale sul Sile, provincia di Treviso. Quindi la domanda è: cosa ci fa una distilleria di gin nel cuore della produzione del vino buono e della grappa? Andiamo a chiederlo a lui, a Robbie Martin, il titolare. Roberto Marton, are you ready? Quindi non sei inglese? No, diciamo che però gli inglesi mi sono sempre piaciuti, soprattutto nei primi Novecento quando è nato il gin. Nasco da una famiglia che ha sempre avuto distribuzione del 57 in tutta Italia con i liquori. Però io poi avevo bisogno di fare un passo in più e mi sono dedicato alla produzione già a partire dal 95. Sono partito e facevo un liquore che si chiamava Thunderbolt, era uno shot perché avevo chiaramente 26-27 anni e adesso ho raggiunto una maturità alcolica e ho fatto gin perché ritengo che sia un distillato di grande classe, grande qualità. Ho avuto grandi esperienze perché ho visitato un sacco di distillerie in tutto il mondo e per cui diciamo che ero giunto al traguardo, come dice il grande Mauro Lorenzon, e mi sono messo a creare questo gin. Il gin è un distillato con base ginepro, poi ci sono naturalmente tutte le variazioni, quello che noi vogliamo dare per differenziarci, perché se tutti facessero un distillato di solo ginepro non ci sarebbe solo un tipo. E invece si può lavorare in percentuale minore e a seconda diciamo di quello che uno riesce a esprimere diversi botanical. Io per esempio lavoro con lo zenzero, lavoro con il pimento che è un pepe giamaicano da non confondere col peperoncino, lavoro molto con la liquirizia, lavoro molto con la cannella, il cardamomo mi piace un casino. E adesso un po' alla volta mi sto specializzando, sto cercando le cose più strane, le fave di tonka, che oltretutto ho fatto una limited edition che sta avendo un successo incredibile non solo in Italia e così diciamo che è l'espressione della mia, ecco, il mio gin è l'espressione della mia passione per questo distillato, questo è quello che trasmetto. Quello che state vedendo fare a Robbie non è una simulazione. Lui sta veramente lavorando, sta veramente sperimentando, che infatti, come mi ha spiegato, è il bello del suo lavoro, cercare gli aromi, armonizzarli, creare un qualcosa di omogeneo in cui però ogni elemento sia perfettamente riconoscibile. Ed è questa la magia del suo lavoro. Assolutamente sì, catturare gli aromi, ma soprattutto dare la tua visione del mondo degli aromi, cioè non è che tutti possono andare bene. Io uso 11 botanicals nel mio gin, però ginepro è sempre la prima cosa e poi a seconda di come ho dosato il gin senti molto bene il pimento, lo zenzero, la liquirizia. Gli altri botanicals sono diciamo botanicals di seconda di fascia B. Fascia A abbiamo i primi tre, fascia B c'è cardamomo, abbiamo il chiodo di garofano che bisogna stare attenti a come lavorare perché sono abbastanza aggressivi, poi abbiamo la buccia d'agrume che è sempre importante, e poi altri in maniera diciamo proprio leggera tipo i semi d'anice e poi anche un po' di pepi. Quella di Robbie è una passione che ha dentro da sempre, la passione per la distillazione. Ma allora, c'è una differenza tra la sua distillazione, quella per ottenere il gin, e la distillazione tradizionale? Il distillatore tradizionale, che sono fra l'altro ne abbiamo di bravissimi qua in Italia, però sono come il nome, tradizionali, rimangono lì. Cioè, secondo me, io sono uno che si butta, voglio mettere cose strane,
Faccio molta ricerca sui botanicos da altri paesi, dimostrazione sempre, ti ripeto, tipo la fava di tonka o il pepe giamaicano, tutte queste cose qua. Poi non rispetto la distillazione tradizionale che fanno. Il mio è inizialmente un distillato di ginepro per circa il 90%, poi le proporzioni è un po' un segreto, non te le do precise. Yes. Per il 10% invece lavoro in col compound con dei barili in acciaio, metto tutti i botanicos dentro ai barili e praticamente lascio circa un mese. Naturalmente sono proporzionati, non è che siano tutti allo stesso peso, no. A seconda, diciamo, della mia formula, del mio imprinting, c'è una quantità ben prestabilita. Cosa deve dire un gin? Che sensazioni deve lasciare? Bah, ecco, bravo Stefano, hai toccato un argomento importantissimo. Il 95% dei gin, quando qualcuno, vedo i competitor fanno un gin, è buonissimo con il gin tonic, da bere non tutti sono buoni. Ecco, io ho lavorato su un prodotto che da bere liscio o on the rocks sia eccezionale, e ti devo dire che se facciamo anche un face to face qui adesso io e te, adesso io non dico che io sono più buono, sono sicuramente quello che ti rimane impresso e non fai confusione con gli altri. Perché il gin, nella concezione comune, è una bevanda da cocktail. Sì, diciamo che il gin è il 90%, anche perché adesso c'è un po', è tornato di moda molto il gin tonic nella mixology, e di conseguenza diciamo che viene usato per fare il gin tonic. Io invece ho pensato a una longevità anche quando ho creato il mio prodotto, per questo che non filtro, ha un colore giallo paglierino quando gli altri sono totalmente limpidi, c'è un po' di fondo, difatti scrivo nell'etichetta unfiltered, si vede che è leggermente velato. È il tuo modo per nobilitarla questa bevanda? Assolutamente sì, e per dargli sicuramente il mio imprinting. Ci tengo proprio che Robbie Marton, magari può sembrare anche, tra virgolette, un po' grezzo, però io userai l'altro termine, si vede che è artigianale, capisci? C'è l'handmade, si vede chiaramente. Io non vado tanto a fare i fiocchi nel gin, ma vado di più alla sostanza, ok? Nonostante un certo scetticismo iniziale da parte di chi stava intorno a Robbie, lui tenne duro, andò avanti e continuò a produrre gin, credendoci fortemente in questo progetto, che oggi lo ha portato ad essere il brand numero 1 in Italia nella produzione di questo distillato. Guarda, soddisfazioni incredibili, perché cominciano a chiamarmi un po' dappertutto per farmi complimenti, anche gente casuale che mi conosceva ma non sapeva che facevo il gin, e mi dice: ho bevuto il tuo gin, ti dico, un sacco di soddisfazione. Proprio è bello, e poi è bellissimo quando qualcuno tipo mi posta su Instagram una foto che sta bevendo il mio gin a Hong Kong, piuttosto che a New York, piuttosto che a Kuala Lumpur. Una soddisfazione incredibile, perché adesso sono in 27 paesi e ti dico, l'italianità nel mondo. E questo è il nostro Robbie Marton, Roberto Marton. Eccolo qui. Ci dicono che quando è in trance creativa come adesso, nulla lo distrae. Ciao Robbie, grazie di tutto, sai, complimenti. Robbie, ho capito, lasciamolo lavorare, che... Aspetta un attimo, facciamo la prova. Se c'è la goccia... È G. Ah, allora te si vivo. Grazie Robbie, grazie davvero. Una bella storia veneta. Ci vediamo alla prossima cantirata.